5.440 euro al mese sono pochi per un assessore regionale, meno del capo di gabinetto e di un deputato. Lo sfogo di Ester Bonafede. Dario Piparò. Il fattore più contestato degli ultimi anni di politica italiana riguarda senza margine di discussione i costi della politica, soprattutto in merito a indennità, vantaggi, pensioni e guadagni individuali degli attori della vita amministrativa e di rappresentanza. Un lato questo molto spesso indicativo, che non risponde sicuramente ai problemi più gravi del Paese. Le mancanze della politica sono sicuramente state più gravi, con un tasso di incidenza ben più forte, ma quello dei vantaggi economici, degli stipendi ad appannaggio di chi richiede sacrifici in un periodo di sofferenza e tassazione è un aspetto che proprio non va giù a tanta gente. È per questo che quando Ester Bonafede, assessore regionale al lavoro, usa termini come discriminazione o guadagni bassi in relazione al proprio stipendio, si solleva quantomeno uno spunto di discussione inusuale. La Bonafede è sposata con Carmelo Carrara, già parlamentare nazionale dell'UDC e vicepresidente del Tribunale di Palermo. La sua nomina assessoriale è riconducibile senza troppi misteri alla quota centrista. Per 5 anni inoltre è stata membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, oltre all'assessorato alla cultura al comune di Sambuca. Approda all'assessorato regionale e dopo la spending review attiva dallo scorso 1° gennaio arriva il suo sfogo. A suo dire gli assessori regionali sarebbero penalizzati, specie in relazione ad altre cariche. È paradossale, dice la Bonafede, che un assessore guadagni meno del suo capo di gabinetto, di un deputato e in certi casi perfino di un commesso. E mentre sull'ultimo paragone potremmo sollevare più di un dubbio, quello della Bonafede sembra una difesa di categoria. Si fa portavoce infatti anche dei malumori degli altri assessori. Ma di quanto parliamo in cifre? 5.440 euro al mese, netti, a fronte di una tassazione del 44%. Ma il discorso dell'assessore al lavoro, se analizzato, non si limita a una proporzione rispetto ad altre cariche. Non è un considerare il proprio compenso basso rispetto a quello di altri meno soggetti a tagli. Non solo, secondo la Bonafede è proprio basso rispetto alla mole di lavoro. L'attività di assessore, conclude, non prevede pause e vacanze e meriterebbe un riconoscimento economico proporzionato. Tutti gli assessori della giunta tecnica avvertono, dall'entrata in vigore della legge, di essere discriminati. Forti iniziative, le politiche destinate